Caro CP, allora racconta, oggi è anche una giornata bella ventilata, siamo qui nell'area camper, no, del lago Trasimeno, lì abbiamo il lago molto carino, e vediamo se ci fanno portare i cani in barca. Eh sì, cioè non è tanto i cani in barca, è che ci vuole guinzaglio e museruola, io la museruola non ce l'ho, e quindi vediamo, casomai vabbè c'è una bella giornata freschetta e ventilata, la tengo in camper, speriamo di no, insomma, che porto lei a vedere il castelletto. Ah, è vero, sì, vedi il camionazzo, l'Unimog là, che avevo messo le foto sul gruppo ma non avevo fatto il video. Beh, casomai dopo faccio una clip veloce quando passiamo per andare a prendere la barca. Allora, ecco, se a te interessa, allora guarda che figata, guarda che bei posti. Quest'area camper dovrebbe essere a pagamento, io non so dove si paga, le sbarre erano aperte, io sono entrato, ho fatto tutto e via. E comunque, a parte ciò, da quest'area camper giri a destra, vedi dove è uscita quella macchina lì, c'è tutta la passeggiata lungo il lago, bellissima, dopodiché 1 chilometro circa arrivi alla biglietteria. Guarda che bella faccia sorridente, come per dire mi porti anche a me, e lì mi guardavo col sorriso prima, adesso no. Vedi, hanno il portabici elettrico che viene su e giù, no? Che robe, che storiazze. Guarda il nonno che lucida il scooter, vedi tu, e il gattien, lo tiene ben rincurato, ma se siano gli altri. Ah, ecco qua, quindi le cose che abbiamo visto non sono zanzare, sono chironomidi, sono delle specie di zanzare che non pungono e le hanno introdotte apposta per farle mangiare alle locuste. Si vede che amano le locuste, oppure le locuste saranno qualcos'altro. Leggi qua, metti in pausa. Allora CP, a noi non ci ha fatto salire perché non abbiamo la museruola e va bene, però c'è un labrador, si fa salire quello, torniamo indietro e facciamo su un casino, che metà fa basta. Sì, musichetta. È bellissimo, è veramente bellissimo. Allora, il castello dopo andiamo a vederlo, io credo ti metterò un casino di musichetta. Qua c'è una specie di museo, diciamo, della fauna, adesso andiamo a vedere perché non ho le idee ben chiare neanch'io. E dopodiché ci sono anche le passerelle di legno, gli osservatoi, i binocoli per fare il birdwatching, cioè è tanto bella, merita, costa il biglietto 6 euro a persona. Anzi no, aspetta, facciamo una roba tattica, siccome sai che questo è un canale cialtrone, in più senti anche il vento, no? Invece che io ti spiego le cose dopo in post produzione quando monto i video con la musichetta eccetera eccetera, ti faccio delle foto ai cartelli qua, vedi tutti i cartelli, e le metto nel sito, così le leggi nel sito, anche perché no, tutti che interessa. Borraccia fresca e qualche piccolo snack perché insomma c'è da camminare, dopo si arriva d'estate così, qua siamo i primi di settembre ma
Oh, avevamo previsto pioggia, il disastro. Sì, sì, vai a ascoltare te il meteo. Neanche una goccia e un caldo boia. Mamma mia. Ah, non per fare pubblicità, ma hai visto nei video, no, con musichetta, no, che c'era quelle panchine, il catturasogni, eccetera, eccetera. C'è un bellissimo, cioè bellissimo, c'è un ristorantino che ha un bellissimo giardino dove hai tutti i tavolini con la vista lago, è stupendo, bellissimo. Là, vai là a mangiare, con tutto il rispetto. Quello giù è più, diciamo, da skate, no? Ma questo qua è proprio molto carino, eh? Cioè, vieni qua. Ah, guarda, se vuoi fare una roba figa, questa è area campeggio, cioè ti metti qua con le tende, giuro, cioè puoi proprio metterti con le tende, quindi ti metti nel piazzale, guarda, e c'hai sta vista qua, sto panoramation, ma che roba, vedi, tutto sto prato qua, ma che roba, e il mega castello e vista al lago di là. Oh, dove abito oggi? Aspetta che ho un altro vicino camperista. Ochu, 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 Akatum, Ara, yeah, classificata, aspetta non mi pinza sotto. Buongiorno Italia, dove siamo? Rete escursionistica toscana, al posto, per strada, on the road.